Eder, Mech, Pallister. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto. Questo dico io. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva, cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente. E quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo, perché non c'è altro. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro e lo voglio ripetere, punto, tutto qua. Con un incidente probatorio non si scherza perché ha a tutti gli effetti una fase processuale anche se anticipata, per cui Sterpin deve stare attento a non parlare di suggestioni e congetture ma dire la verità. E ad esempio dire che secondo lui Sebastiano sapeva tutto sarebbe già grave in partenza, perché lui nelle deposizioni invece che tenne poco dopo la scomparsa di Liliana disse esattamente l'opposto, disse che Sebastiano sicuramente non sapeva niente del suo rapporto con Liliana. È tutta la mattina che ricevo segnalazioni di un video che mi è stato dedicato da un altro canale. Io non ho niente da rispondere perché sono gli inquirenti a star dando le risposte, stanno praticamente ricostruendo il caso di Liliana Resinovic come l'ho anticipato io e non come è stato sognato da altre persone, per cui non aggiungo altro. Ovviamente il video è già stato girato a chi deve analizzarlo e valutare se procedere per diffamazione aggravata dal mezzo stampa, in questo caso dal mezzo ad ampia diffusione. Dovrò solo decidere se agire da solo o agire con tutti i miei sosia. Fermato in Grecia l'uomo ricercato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, incastrato da una telecamera di sorveglianza. È stato fermato in Grecia sull'isola di Skiathos l'uomo sospettato del duplice omicidio della donna e della bambina, i cui corpi sono stati ritrovati a Villa Pamphili a Roma. La notizia è stata diffusa dal TG1 tramite i propri canali social e confermata da fonti investigative. Si tratta di un cittadino statunitense, da giorni ricercato dalle autorità italiane, che avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo all'estero. La svolta nelle indagini è giunta nelle ultime ore, grazie a una combinazione di elementi investigativi e testimonianze che hanno portato all'identificazione della madre, della bambina e dell'uomo che era stato visto in loro compagnia. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato incastrato da una telecamera di sorveglianza che lo ha ripreso mentre camminava con la bambina in braccio. Dettaglio determinante: la piccola indossava una tutina rosa, lo stesso indumento rinvenuto successivamente dalla polizia all'interno di un cassonetto nei pressi del luogo in cui si ipotizza siano avvenuti i fatti. Questo particolare ha rafforzato i sospetti degli inquirenti, portando all'attivazione di canali di cooperazione internazionale che hanno consentito il tracciamento e infine il fermo dell'uomo in territorio greco. L'identificazione e il ruolo decisivo delle testimonianze.
Le ultime ore si sono rivelate cruciali per il lavoro della Polizia di Stato. Inizialmente le indagini avevano affrontato una fase di stallo. Non era chiaro chi fossero la donna e la bambina, né quale fosse il loro legame con l'uomo ripreso nelle vicinanze. In questa fase è stata fondamentale una telefonata ricevuta dalla trasmissione Chi l'ha visto, in cui un uomo ha riferito di aver assistito a un violento alterco tra un individuo e una donna che teneva in braccio una bambina. Il testimone ha subito allertato le forze dell'ordine, che sarebbero intervenute identificando i soggetti coinvolti. Un ulteriore contributo determinante è arrivato dalla testimonianza di un'operatrice ecologica. La donna ha raccontato di aver visto la madre della bambina mentre montava una tenda all'interno del parco. La tenda le era stata fornita da un'associazione benefica, la quale, secondo prassi, richiede i documenti di identità a tutti coloro che accedono ai propri servizi. Questo ha consentito, incrociando i dati, di risalire con maggiore precisione all'identità della donna. Attualmente, tuttavia, la questura continua a mantenere il massimo riserbo, soprattutto per proteggere l'integrità delle indagini in corso e in attesa dell'interrogatorio formale dell'uomo, che potrebbe chiarire i contorni ancora oscuri della vicenda. Le vittime e le prime risultanze dell'autopsia. I corpi di madre e figlia sono stati scoperti nel pomeriggio di sabato scorso a Villa Pamphili, uno dei parchi storici più vasti e frequentati di Roma. La bambina è stata ritrovata per prima, mentre il corpo della madre è stato rinvenuto circa 2 ore più tardi, coperto con un telo. Entrambe erano prive di abiti, ma i primi accertamenti medico-legali hanno escluso con certezza la presenza di violenza sessuale. Secondo l'esito preliminare dell'autopsia, la bambina è stata uccisa per strangolamento. Un delitto brutale, avvenuto con ogni probabilità dopo la morte della madre, sebbene quest'ultima non presentasse segni visibili di violenza. I risultati tossicologici hanno escluso anche l'ipotesi di un'overdose. La donna non faceva uso di sostanze stupefacenti e il suo organismo non presentava tracce di droghe. Restano quindi aperti diversi interrogativi sulla dinamica dell'accaduto e soprattutto sulle motivazioni alla base del gesto. La risposta potrà arrivare soltanto dopo che l'uomo, ora sotto custodia delle autorità greche, verrà ascoltato dalla polizia italiana, nell'ambito delle procedure di estradizione già avviate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.